In onda, filo diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Fabrizio, una precisazione, abbiamo al telefono Alessio Bevilacqua. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un bellissimo sole, fa veramente caldo, siamo intorno ai 30-31 gradi, un po' di brezzolina marina che ci sta sempre, quindi beati coloro che sono in spiaggia a godersi il nostro meraviglioso mare. Ma partiamo subito con il nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro nuovo consigliere comunale confermato, quindi gli facciamo ancora i complimenti, Alessio Bevilacqua. Ciao Ale, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, dunque, partiamo subito con la notizia della giornata, perché ieri pomeriggio c'è stato consiglio comunale in Sala Rossa a Palazzo Tursi, sede del comune di Genova, e un ritorno sui banchi del consiglio comunale. Alessio, com'è andata? Ma allora, ovviamente il primo consiglio comunale è un momento definito, quindi con un ordine del giorno stabilito, con l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, dei due vicepresidenti, della commissione elettorale, dove il sindaco nuovo ha fatto il giuramento, ha elencato e ha resi noti gli assessori con le deleghe, anche se si sapevano già da qualche giorno, visto che aveva fatto una conferenza stampa precedente alla presentazione della giunta in consiglio comunale. Quindi, essendo Genova città dell'inno, poi è iniziata la seduta con l'inno di Mameli, che è stato suonato dalla banda della Filarmonica Sestrese. Non è la prima volta, e quindi con ieri è iniziato questo nuovo ciclo amministrativo che ci vedrà adesso impegnati, a me e alla collega Paola Bordilli, in quella che sarà la nostra missione di stare all'interno della Sala Rossa del Consiglio Comunale di Palazzo Tursi all'opposizione, facendo un'opposizione seria, quando sarà necessario dura, perché Genova, come avevo detto anche qualche settimana fa ai nostri radioascoltatori, non permetteremo torni indietro. Abbiamo lavorato tanto per farlo uscire dall'oblio e non permetteremo che possa tornare indietro. Ecco, senti, a proposito di tornare indietro, ci sono state già delle schermaglie in Consiglio Comunale, il PD si è presentato diviso, perché per esempio la presidenza del Consiglio Comunale, che è stata affidata al Dem Claudio Villa, non è stata votata da un esponente almeno del PD, da Monica Russo, che tra l'altro ha fatto anche un comunicato stampa in tal senso. Secondo te questa nuova amministrazione comunale farà tornare indietro, come hai detto poc'anzi, Genova, oppure no? Ecco, è una domanda banale per quanto ci riguarda, però volevo un po' capire, tu che hai vissuto nel dettaglio, hai visto un po' vis-à-vis anche gli assessori competenti. Certo, guarda vedi, Fabrizio, guarda, non è affatto una domanda banale questa, perché ricordiamo a tutti che questa nuova giunta, questa nuova maggioranza è frutto di una coalizione di campo larghissimo, dove all'interno troviamo Calenda, dove all'interno troviamo Italia Viva, dove all'interno troviamo i 5 Stelle, cosa che se noi andiamo a fare un'analisi a livello nazionale, basta leggere ogni giorno i quotidiani nazionali per vedere quanto non si possano sopportare a livello nazionale questi movimenti con i loro segretari,
e invece ci ritroviamo a Genova che nel nome del prendiamoci la poltrona, mettiamoci tutti assieme e quindi chi se ne frega se siamo divisi su determinati temi. E questo, oltre a essere l'assetto di tutta la coalizione di centrosinistra, c'è anche all'interno del Partito Democratico. E come dicevi tu ieri, come hai detto tu benissimo, ieri una consigliera del Partito Democratico non ha accettato, e l'ho anche dichiarato agli organi di stampa, di votare il Presidente del Consiglio Comunale, che è anche un esponente del suo partito. Quindi non solo alla lunga vedremo e faremo noi come Lega risaltare quelle che sono le vere divisioni che hanno, i contrasti che hanno su determinati temi importanti per la città, ricordiamo uno su tutti il tema delle infrastrutture, ma anche all'interno dello stesso Partito Democratico sono divisi. Pertanto, ovviamente, ieri è stato il pro forma a lungo andare, queste divisioni sono certo che si amplieranno e aumenteranno. E pertanto, poi, ieri c'è stata la votazione del Presidente del Consiglio Comunale, noi come Lega ci siamo astenuti, così come nelle legislature passate, quando noi avevamo il Presidente del Consiglio Comunale, era stato fatto altrettanto, noi ci siamo astenuti, così abbiamo poi votato il vicepresidente del Consiglio Comunale, che uno spetta all'opposizione, uno spetta alla stessa maggioranza. Abbiamo votato la commissione elettorale, dove tra le altre cose, per quanto riguarda le forze di opposizione, sono stato eletto io, che ho preso il maggior numero di voti, 16 l'altra persona dopo mi sembra ne abbia presi 13. Pertanto noi su questo siamo anche pronti a far risaltare quelle che sono le loro divisioni interne, perché è necessario che la città capisca benissimo che loro alla lunga non saranno in grado di governare la città di Genova. Allora, senti, complimenti innanzitutto per la tua nomina in commissione elettorale adesso, perché te lo meriti. Il vicepresidente di opposizione è un esponente di Fratelli d'Italia, lo ricordiamo anche agli ascoltatori, che è stato eletto. C'è stata bagarre, c'è stata qualcosa ieri a Turci o è andato su quello no. Decisamente quel primo consiglio è sempre così, abbastanza, chiamiamo, visto che ieri poi a un certo punto nel discorso del sindaco è stato ripreso quello che è il momento con gli esami di maturità. Ieri per molti, anche in modo un po' surreale, sembrava quasi il primo giorno di scuola. Per noi no, noi siamo persone che siamo uomini e donne delle istituzioni e quindi siamo entrati in aula come giusto che fosse, come veri rappresentanti delle istituzioni, nel rispetto di Genova, nel rispetto dei genovesi e nel rispetto dei nostri militanti e sostenitori che ogni giorno ci chiedono di stare in aula e impegnarci per Genova e per tutta la comunità genovese, perché ne ha bisogno. Ecco, allora volevo ricordare che anche qua in Liguria nel prossimo fine settimana ci saranno i banchetti per quanto riguarda il decreto sicurezza, quindi per spiegarlo anche meglio nei dettagli, questo importantissimo provvedimento che è stato lodevolmente assunto dal governo grazie alla Lega, ma volevo rimanere su Genova perché la scorsa settimana ha finito il suo tour mondiale la nave più bella del mondo. Sto parlando dell'Amerigo Vespucci, che è venuta appunto a salutare Genova, poi dopo è rientrata a casa, tra virgolette, alla Spezia, e qui a Genova sono venute anche le frecce tricolori, uno spettacolo che ha tenuto decine di migliaia di genovesi col naso all'insù. Sì, è stata la conclusione del tour mondiale che, ricordiamo, era anche proprio partito da Genova, dalla zona del Porto Antico, un tour che ha portato la nave più bella del mondo
a far tappa in tantissimi stati e che al suo ritorno ha visto nuovamente lo spettacolo bellissimo e suggestivo delle Frecce Tricolori. La sera uno spettacolo incredibile con i droni che hanno realizzato bellissime immagini nell'aria, una cosa personalmente che non avevo mai visto, è stata molto suggestiva e molto molto emozionante. E poi durante i giorni che erano collegati giusto alla Vespucci si sono tenuti tanti momenti. Tra le altre cose mi ha fatto molto piacere aver potuto rincontrare il nostro ministro Alessandra Locatelli, ministro della disabilità, che ha tenuto ed è stata ospite a diverse conferenze e diversi momenti al tema dell'inclusione. Eravamo presenti io, era presente la nostra capogruppo Sara Foscolo, capogruppo in regione, e quindi anzi un grande grazie ad Alessandra per tutto quello che fa, è stata bravissima e a dimostrazione che gli uomini e le donne della Lega sono persone dal grande valore e che si impegnano sempre per temi che sono molto importanti. Benissimo, allora il nostro tempo a disposizione con te è scaduto, quindi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Alessio. Grazie mille Fabrizio, buona giornata a tutti, buon lavoro. Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova Alessio Bevilacqua, e adesso passiamo al nostro secondo ospite della mattinata, che ci racconterà un po' anche lei cosa è successo dal suo punto di vista ieri durante il primo Consiglio Comunale di Genova dopo le elezioni, che è il nostro nuovo capogruppo, ex assessore e attuale nuovo capogruppo della Lega, Paola Bordilli. Sentiamo se Paola è già in linea con noi. Ciao Paola, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, allora innanzitutto complimenti per questo nuovo incarico in Sala Rossa, sede del Consiglio Comunale di Genova. E chiedo anche a te, come ho chiesto ad Alessio, come è andata? Beh, allora sicuramente c'è l'emozione, c'è come c'è insomma sempre stata, devo dire, legata con la Sala Rossa della nostra città. Per 2 volte l'ho frequentata, c'è stato questo primo giorno quando ero nel ruolo legato con la giunta, con le 2 giunte dell'ex sindaco Buzzi. Ieri diciamo che era per assurdo quasi più particolare, visto che era la prima volta che ero lì come consigliere. Oltretutto ho anche voluto fortemente che i nostri posti, diciamo, che nell'aula fossero proprio quelli che furono del viceministro Rixi, che devo dire negli anni ha combattuto sempre tanto, ecco, proprio per far vincere il nostro centrodestra, poi con il sindaco Bucci nel 2017. Quindi siamo ritrovati con tanti colleghi, visto che devo dire che Consiglio Comunale come minoranza risulta composto da tante persone che erano già nelle giunte sia di Cebucci prima che di Cepiciocchi dopo. E siamo pronti, ecco, con Bevilacqua siamo pronti per il nostro ruolo legato contro l'opposizione, un'opposizione costruttiva, una opposizione puntuale, un'opposizione però anche sicuramente molto dura sulla visione, ecco, della nostra città, che è una visione completamente diversa dalla visione che la sinistra ha già dato sia nella campagna elettorale, sia sicuramente anche nei primi giorni, andando a fare molte dichiarazioni, anche partecipazioni e quant'altro molto orientate, ecco, veramente molto molto verso sinistra.
Ecco, senti Paola, abbiamo parlato con Alessio della nomina del Presidente del Consiglio Comunale, che era sostanzialmente la notizia di ieri, oltre al giuramento della nuova sindaca di Genova, Silvia Tali, del centro-sinistra, e c'è stata questa prima divisione, tra l'altro all'interno del PD, neanche della coalizione del PD, perché Monica Russo, la consigliera Dem, ha pubblicamente, ha fatto un comunicato stampa, ha annunciato di non aver votato il nuovo Presidente del Consiglio Comunale, che poi è stato eletto, Claudio Villa. Mi sembra che cominciamo bene o cominciamo male? Cominciamo molto male, direi che il PD, che è sicuramente la forza di maggioranza della maggioranza, visto che ha preso 30%, ha all'interno suo delle spaccature molto forti. E se ci pensate, infatti il Consiglio Comunale è anche stato convocato proprio nell'ultimo giorno disponibile. Questo non è un caso, cioè è chiaro il fatto che all'interno hanno dovuto vedersi tante volte, andando a definire figure che appunto, come ci dicevi, come ci ricordavi, non tutti condividono, oltre che figure, anche metodi, ecco, perché devo dire che la consigliera Cerusso ha poi criticato anche proprio il metodo, quindi il fatto anche che non siano stati coinvolti tutti, che non ci sia stato un vero confronto, e questa, come dire, è un po' quello che stiamo vedendo a tanti livelli da parte del PD. Ecco, insomma, si è poi saputo che è servito anche che il sindaco intervenisse pur di fare votare Villa a più persone possibili, per non creare anche già una spaccatura proprio il primo consiglio comunale. Quindi sicuramente, ecco, non è un clima estremamente positivo nella maggioranza, ecco, e quindi noi siamo qui anche per far capire ai nostri concittadini queste contraddizioni che ci sono, che sentiamo, che viviamo. Ecco, senti, tu sei assessore uscente, come diceva in apertura del nostro collegamento con te, e volevo un tuo commento sulla nuova giunta. Ci sono alcuni nomi che sono nuovi, ma anche ci sono dei nomi, a cominciare per esempio dal vice sindaco e super assessore, perché anche il bilancio, diverse deleghe, Alessandro Terrille del PD. Capire un po', secondo te, che hai vissuto per tanti anni all'interno dell'amministrazione comunale come assessore, se questa giunta può essere in grado, di rilanciare Genova, oppure abbiamo il rischio di tornare un po' ai tempi di Marco Doria, di Marta Vincenzi, con questa decrescita felice, i disastri che ci sono stati. Direi che, come dire, la giunta io la definisco una giunta abbastanza debole, innanzitutto. Una giunta dove la persona sicuramente che è, come dire, con delle skill molto, molto precise, molto puntate sulla sua delega, mi risulta c'è soltanto Giacomo Montanari, che è un professore universitario che ha lavorato anche proprio con le giunte di Marco Bucci, quindi su questo tema anche hanno scelto alla fine loro per primi una continuità. Sul resto, ecco, ripeto, mi sembra, a parte che sono state fatte alcune scelte anche politiche che non sono state troppo evidenziate, ma che io invece voglio portare all'attenzione, perché sono il fatto che sia l'urbanistica che la mobilità siano andate ad AVS è una scelta estremamente forte e dal mio punto di vista
estremamente, diciamo, contrariata, ecco, perché cioè, pensate che Genova, che è una delle città che per conformazione ha più necessità sicuramente delle due ruote, quindi noi siamo con tantissimi scooter c'è nella nostra città, ebbene l'intervista iniziale che l'assessore nuovo alla mobilità ha fatto contiene invece proprio delle critiche molto forti sugli scooter. Cioè, secondo l'assessore andrebbero ridotti come numero. Noi abbiamo lavorato come giunta, per esempio, per trovare nuovi parcheggi macchine nella zona centro città, per fare in modo che le persone abbiano posti limitrofi al nostro centro cittadino, anche alla parte centro storico, per consentire di poterci venire e muoversi, e invece l'assessore ha subito detto che non vuole fare nessun parcheggio in più. Se c'è una cosa di cui Genova ha fame, invece, sono proprio parcheggi. Ecco, quando dico che sono scelte importanti mettere due persone legate proprio con la VS, con i Verdi, con la parte un po', diciamo così, un po' oltranzista, ecco, credo che questo debba venire rimarcato. Poi, come giustamente dicevi tu, come sottolineavi tu, altre figure sono invece figure legate con il passato, perché c'è sia il vice sindaco che ha fatto parte, come ci ricordavi, dei vari consigli comunali, delle giunte con Marta Vincenzi, con Marco Doria, c'è l'attuale assessore con delega ai lavori pubblici, che è un ex presidente di municipio proprio sotto Marta Vincenzi e anche sotto Marco Doria. Quindi, come dire, le figure non sono figure nuove, ecco, si era parlato tanto di una sua ventata di aria nuova, questo slogan della loro campagna legato con il domani. Ecco, io credo che invece anche proprio come figure, ecco, della giunta siamo tornati all'altro ieri. Quindi ecco, la valutazione, abbiamo ancora un minutino. Volevo sì. chiederti, dopo la giunta, anche un parere sulla nuova sindaca Silvia Saris. Tu in campagna elettorale hai parlato di spocchia, eccetera. Mi sembra, almeno a vederla così, che questa spocchia non sia passata, ecco. O una mia brutta impressione, sono prevenuto? No, assolutamente, hai perfettamente ragione, anzi questa spocchia dopo la vittoria si è fatta ancora più ampia, più grande. Devo dire che negli ultimi giorni che ha fatto già diverse conferenze stampe, dove devo dire ieri anche ha fatto un minimo discorso, diciamo che ha detto che vuole essere il sindaco, dice tutti, ma invece ha fatto discorsi molto politici, molto contro la passata giunta, contro tanti discorsi contro, poche cose invece dette su quello che vuol fare e tanto contro. Quindi assolutamente confermo e sottoscrivo una spocchia molto forte, e anche, come dire, ieri sicuramente poteva anche non toccare alcuni temi anche riferiti a delle situazioni contingenti, ed invece ha fortemente voluto toccarli. Questo sta a significare quanto, anzi quasi, usi un po' questo ruolo di sindaco più per far campagna elettorale un po' costante rispetto a parlare di che cosa vuole fare per la nostra città. Benissimo, il nostro tempo con te è scaduto, a disposizione è scaduto. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Paola. Grazie mille, ciao. Grazie ancora al nostro nuovo capogruppo comunale di Genova, Paola Bordilli, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione. Avete ascoltato Filo Diretto.